Cala di quasi il 16% il numero dei morti in montagna e già di per sé la statistica potrebbe confortare, ma di contro aumenta il numero dei soccorsi di persone illese, il 43,7% in più rispetto al 2022, per mancata preparazione fisica e psicofisica, spesso all'origine di malori, perdita dell'orientamento, incapacità, ritardi nel rientro. Il Soccorso Alpino del Veneto traccia il consuntivo dell'attività 2023 e le conclusioni, difficili da confutare, parlano dell'aumento della tendenza ad affrontare la montagna con metodi irresponsabili, ma con la consapevolezza di poter contare su un efficiente sistema di soccorso. Tante persone le recuperiamo perché non hanno valutato e codificato bene la gita. Si trovano in un ambiente severo e non hanno le competenze poi per rientrare. Chiediamo di avere un'attenzione particolare nella valutazione del meteo, fare la gita sulle condizioni della persona meno ambiente che abbiamo con noi nel gruppo e soprattutto avere un'attrezzatura adeguata. Nel 2023 sono state soccorse 1.219 persone, numericamente inferiori rispetto al 2022 anche per la variabilità delle condizioni meteo che influenzano in modo importante il flusso migratorio verso le terre alte. Il trend è comunque in aumento e il fenomeno è legato anche all'idea di una montagna come palestra all'aperto dove mettere alla prova le proprie prestazioni e non piuttosto un ambiente severo e ostile che non lascia margine all'errore. Scarso ancora l'appeal verso la sottoscrizione di un'assicurazione. Questo è un dato dolente, noi chiediamo, facciamo l'informazione perché la Regione ha stabilito nel 2011, la Regione Veneto, che l'utente illeso deve compartecipare alla spesa. Era un deterrente nato per utilizzare il mezzo aereo come un mezzo salvavita, alle volte viene chiesto come taxi e questo non deve accadere. L'attività operativa del Soccorso Alpino è stata svolta in sinergia con le centrali operative del SUEM 118 della Regione Veneto e ha riguardato tra gli altri anche interventi di protezione civile per l'assistenza alle amministrazioni comunali all'apertura dei campi, approdi notturni dell'elicottero e per interventi di carattere veterinario.